che dice se Retegui se ne va in Arabia, a chi devo convocare? A Cutrone la prossima partita. Però io non so, forse Retegui si è fatto prendere, io lo sai come l'ho letta, si è fatto prendere un po' dalla, diciamo, dall'ansia del fatto che comunque l'Atalanta, il ciclo, finendo il ciclo Gasperini, ad oggi l'Atalanta è un grandissimo punto interrogativo, perché io non so se Juric potrà rifare ciò che ha fatto Gasperini. Quindi secondo me gestito male, perché secondo me dietro alle scelte dei giocatori tanto c'è anche di procuratori. Lui avrà pensato, se non me lo mo a prendere questi soldi non li prenderò mai più. Quindi comunque se fa tipo, come si chiama, Gabri Vega, no? Che a 20 anni se ne in Arabia, poi è vero che ora riparte dal Porto, quindi comunque non è in un campionato che vale qualcosa a livello europeo. Però comunque poi è stato riacquistato dal Porto, si potrà mettere comunque in bella mostra anche in Champions League per poi sperare di ricominciare anche a livello europeo. Però Gabri Vega teneva 20 anni quando se ne chiude in Arabia. Retegui tenne già 26. No, no, Quindi, certo, ma io sono d'accordissimo con quello che dici tu. Io dico semplicemente che secondo me lui ha visto che il progetto Atalanta è un grandissimo punto interrogativo. Si è fatto pigliare all'ansia e ha detto: Mo, se noi vado a pigliare mo, sti soldi non ne piglio.